sgabelli al bar di via Querini a Mestre, i titolari non ce la fanno più, i residenti sono esasperati e c'è chi chiede le dimissioni dell'assessore alla sicurezza. Sedicesimo colpo al ristorante Mestrino Amelia Romana e lo stesso titolare esasperato a raccontarlo in un video postato su Facebook il giorno dopo, l'ennesima contro i danni e un appello. Ennesimo incidente in A4 nel tratto tra Porto Gruaro e San Siro di Livenza in direzione Venezia. Un furgone ha tamponato un tir in sosta, 2 persone sono rimaste ferite. Superjet, domani l'incontro tra i vertici dell'azienda e il sindacato che nel frattempo lancia l'ennesimo appello alla politica affinché intervenga. Il sindacato unitario lavoratori di polizia locale denuncia l'inaccettabile situazione in cui versa il comando di Chioggia. Lavoriamo in condizioni che offendono la dignità umana e professionale. 60 milioni per la prima fase di lavori, 45 per le successive. Per il Veneto orientale, quello che riguarderà i 3 ospedali dell'ULSS e 4 è un investimento che a livello sanitario non ha precedenti. Alla leggendaria protagonista del capolavoro di Hitchcock, Il Leone d'Oro alla carriera della prossima mostra del cinema, un sogno che si avvera, il commento della 92enne attrice americana. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Questi dunque i titoli. E allora veniamo alla cronaca. Rissa con tanto di lancio di sgabelli al bar di via Querini a Mestre, con i titolari che non ce la fanno più, mentre i residenti sono esasperati e chiedono le dimissioni dell'assessore alla sicurezza. Purtroppo questo locale, che è un faro nel buio, un'oasi nel deserto che dà da mangiare e da bere a operatori del 118, alle forze dell'ordine, a lavoratori notturni, è spesso preda di pochi scalmanati visibilmente alterati che probabilmente hanno bevuto un po' troppo in centro e prima di ritornare a casa decidono di tentare di bere l'ultima. L'ultima cosa che è stata giustamente, eticamente, civicamente e giuridicamente negata dai titolari, che hanno l'obbligo di non vendere alcolici a chi è visibilmente in stato di ebbrezza. E al diniego si è scatenata la rissa tra una ventina di giovani italiani e nordafricani. Il locale è sempre quello di via Querini e nonostante i titolari tengano duro, la voglia di mollare è sempre più vicina. Lo scorso dicembre Cosimo, il titolare, era stato accoltellato alla schiena mentre cercava di dividere 2 persone che si erano messe a litigare e aveva rischiato di perdere un polmone. La polizia locale qui è sempre solerte il terzo martedì del mese a mettere le multe e a far portare via le auto dal parcheggio qui poco distante dove viene fatto l'ecocentro. Presidi notturni non si ha idea di istituirli, sarebbe necessario un terzo turno, il turno notturno della polizia locale, che possa presidiare il territorio e possa aiutare le attività del territorio a rimanere aperte, perché poi sono loro che ne pagano lo scotto più grande, sono costretti o a chiudere o a ridurre gli orari. Secondo D'Angelo la colpa è dell'amministrazione. Hanno fallito su tutti i fronti, non sono in grado di prevenire danni a cose o persone, arrivano sempre dopo, arrivano sempre tardi e quindi almeno la consegna delle deleghe nelle mani del sindaco, con tutte le problematiche che poi al sindaco sarebbe doveroso. Ha fallito l'assessore Pesce, ha fallito, secondo me ha fallito anche il comandante dei vigili, però l'assessore come atto politico dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni e dovrebbe essere chiesto anche dalle opposizioni. 16° colpo invece al ristorante Mestrino Amelia Romana, è lo stesso titolare esasperato a raccontarlo in un video su Facebook. Il giorno dopo c'è la consueta conta dei danni ma anche un appello. Hanno spaccato una porta per entrare e è suonato l'allarme, quindi le telecamere. Il personaggio, perché una persona si tratta, perché le telecamere lo inquadrano molto bene, un straniero probabilmente, perché occhi a mandorla, carnagione olivastra, niente, va verso la cassa, ruba quei pochi spicci che sono soliti lasciarsi come fondo cassa, poi va a prendersi delle bottiglie di vino dal frigo, così si evince dal video. Ennesimo furto all'Amelia Romana, ristorante tra via Miranese e via Giustizia a Mestre. Anche questa volta i danni sono stati maggiori del furto subito e il titolare è ormai oltre l'esasperazione. Nonostante le telecamere, le cui immagini sono al vaglio della polizia, e l'allarme, la situazione non cambia. E qua parliamo di rubagalline, di microcriminalità, di gente che va a spaccare e ti crea dei danni per rubarti €1 per una birra.
Secondo Serpente si potrebbe iniziare con soluzioni semplici per arginare il problema. Cercare un qualcosa che faccia pagare, spiare le pene a questi soggetti, poi questi reati minori, quindi potrebbe essere uno sfalcio erba nelle scuole, negli ospedali, andare a pulire gli argini, scontare in questa maniera la pena in maniera tale che la comunità ne traga beneficio, almeno qualcosa gli si fa, se no non gli si fa proprio nulla, perché dopo una serie di reati qua gli si dà un daspo e questi ci ridono sopra. Ennesimo incidente in A4 nel tratto tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Un furgone ha tamponato una tira in sosta. Lo schianto nella serata di ieri intorno alle 22. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della polizia stradale, il conducente del furgone avrebbe perso il controllo del mezzo scontrandosi con un tir parcheggiato nell'area di sosta laterale dell'autostrada. Un impatto violento tanto da distruggere la parte anteriore del furgone e coinvolgere anche il rimorchio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Porto Gruaro, supportati dalle squadre di Motta di Livenza e Pordenone, presenti anche i sanitari del SUEM per prestare i primi soccorsi e verificare le condizioni degli occupanti dei veicoli. L'intervento ha richiesto anche la presenza della polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre al personale ausiliario di Autostrade Alto Adriatico. Inevitabili i rallentamenti al traffico con code e disagi per gli automobilisti in transito nella zona. Parliamo del Superjet perché domani ci sarà l'incontro tra i vertici dell'azienda e il sindacato che nel frattempo lancia l'ennesimo appello alla politica affinché intervenga. È sempre più lontana la strada per il salvataggio e il rilancio di Superjet, l'azienda di Tessera che gestisce l'allestimento e la commercializzazione degli aerei Superjet 100, nata da una joint venture con i russi e le cui attività sono paralizzate dopo le sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina e il congelamento del 90% delle quote, da 2 anni affidate e gestite dall'Agenzia del Demanio. I sindacati sono estremamente preoccupati e lanciano l'ennesimo appello. Noi non vogliamo essere assolutamente polemici con la politica, anzi oggi alla politica chiediamo una grande mano. Crediamo una grande mano perché se il progetto degli arabi, degli Emirati, dovesse tramontare, noi chiediamo a Leonardo e a tutta la politica insieme di essere ambiziosi e creare un grande progetto per il nostro territorio di Tessera. Più passa il tempo, più i lavoratori sono preoccupati e pensano sia meglio percorrere strade alternative come quella suggerita dalla CISL veneziana, un polo industriale per lo sviluppo dei droni a guida Leonardo. Il sindacato unitario lavoratori di polizia locale denuncia l'inaccettabile situazione in cui versa il comando della polizia locale di Chioggia. Gli agenti, scrivono nel comunicato, operano in condizioni che offendono la dignità umana e professionale in un edificio non compatibile con il minimo decoro e rispetto dovuto ad un corpo di polizia. I servizi igienici sono fuori uso da tempo, gli scarichi non funzionano, provocando fuoriuscite di liquidi maleodoranti dai sanitari e dalle docce. Gli agenti sono costretti a convivere con odori insopportabili e una situazione igienico-sanitaria che rasenta il pericolo per la salute. L'ascensore è guasto da gennaio e i posti auto coperti del comando sono stati venduti. Il sindacato chiede al più presto immediata soluzione a questi problemi. I carabinieri di Noventa di Piave hanno arrestato una 28enne straniera con l'accusa di furto aggravato ai danni di una straniera intenta a fare shopping in un outlet. A lanciare l'allarme e alcuni passanti che hanno notato il furto con destrezza del portafoglio dalla borsa della vittima. Al termine delle formalità di rito e a seguito di udienza di convalida, la donna è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Veneto. Supera abbondantemente i 100 milioni di euro il piano di investimenti che cambierà volto ai 3 ospedali dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Nella storia non ci sono risorse che hanno precedenti da questo punto di vista. È chiaro che sono 3 interventi che si svilupperanno in diversi anni e che riguardano i 3 ospedali che complessivamente supereranno i 105 milioni di euro per Portogruaro e San Donà e altri 15 circa per Jesolo, dove ci sono anche interventi del PNRR. 60 milioni di euro per la prima fase di lavori, 45 per le successive. Per il Veneto Orientale è un investimento che a livello
livello sanitario non ha precedenti, quello che riguarderà i 3 ospedali dell'US4. Complessivamente, tra restauri, costruzioni di nuovi edifici e abbattimenti di quelli non più necessari, a Sandona di Piave, Portogruaro e Jesolo arriverà una cifra che supererà ampiamente i 100 milioni di euro. Il master plan, che cambia volto alla sanità del Veneto orientale, è stato presentato all'ospedale di San Donà davanti a tutti i sindaci del territorio. 140 milioni di euro di investimenti e quindi immaginiamo che tra qualche anno avremo appunto 3 presidi ospedalieri nuovi, un nuovo ULSS che ha 220.000 abitanti ma che d'estate arriva ad ospitare oltre 22 milioni e mezzo di turisti. A Jesolo i lavori già iniziati prevedono tra l'altro il raddoppio della superficie poliambulatoriale e il ripristino delle terrazze fronte mare che caratterizzavano originariamente l'ospedale. Anche a San Donà è previsto un nuovo edificio di 4 piani con nuovi parcheggi. Sarà ampliato il gruppo operatorio e verranno demolite le 2 ali dell'ospedale. A Portogruaro sorgerà un nuovo edificio di 5 piani con conseguente demolizione delle attuali ali est ed ovest. Saranno ampliati il pronto soccorso e il parcheggio. Siamo un territorio di confine, ricordo sempre che se cittadini della nostra azienda vanno a curarsi da altre parti, siamo noi che dobbiamo conferire e rimborsare queste spese. Se invece riusciamo a trattenere i nostri e accoglierne di altri, riusciamo addirittura a aver somme da investire sempre per la nostra sanità. Taglio del nastro dopo un intervento di riqualificazione del nuovo sbarramento sul canale Briano, un'opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio al confine tra Caorle, Eraclea e San Stino di Livenza. Eccolo il nuovo sbarramento sul canale Brian. Poco più di 2 degli oltre 15 milioni di contributi VAIA assegnati al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale dal commissario delegato della Regione sono stati destinati al ripristino di questo sbarramento tra i comuni di Caorle, Eraclea e San Stino di Livenza. L'obiettivo è migliorare la resilienza dell'area ai cambiamenti climatici e contrastare la risalita sempre più invasiva del cuneo salino. Sono state modificate le paratoie in acciaio praticamente per garantire una difesa a mare molto importante. Ricordo che qui siamo proprio a confine sulla litoranea veneta, che praticamente per noi è mare, mentre a monte riusciamo a trattenere l'acqua dolce per le coltivazioni. Lo sbarramento riveste un ruolo cruciale nella gestione delle acque dolci di monte a beneficio di circa 30.000 ettari di superfici agricole. Durante l'emergenza siccità del 2022, inoltre, la struttura aveva garantito l'approvvigionamento di acqua potabile delle località costiere. L'infrastruttura sul Brian si inserisce in un quadro molto ampio di adattamento climatico dell'area, che prevede l'innalzamento delle arginature a mare e nuove opere di regolazione idraulica lungo la litoranea veneta. Giù le mani da San Pietro di Castello è lo slogan con cui a Venezia alcuni comitati, associazioni e gruppi consigliari si stanno mobilitando contro la volontà del demanio di sfrattare i residenti dall'ex caserma Sanguinetti di Castello. Il fatto che a Venezia ci sia comunque un problema di residenze non può essere aggravato da un intervento dello Stato. Lo spettro di dover abbandonare per sempre gli appartamenti dove in alcuni casi hanno trascorso una vita intera si riaffaccia all'orizzonte delle famiglie che abitano nel complesso dell'ex caserma Sanguinetti di Castello. Le lettere di sfratto inviate dal demanio concedono 180 giorni di tempo per fare i bagagli e andarsene prima dell'arrivo della forza pubblica, ma il gruppo Salviamo San Pietro e Sant'Anna, che già qualche anno fa aveva scongiurato l'apertura di un albergo, non si arrende e promette battaglia. Il gruppo Salviamo San Pietro e Sant'Anna non può arrendersi perché c'è in gioco la vita, e il presente e il futuro di 8 famiglie. Cioè è proprio una questione di sopravvivenza. Un'assemblea pubblica a cui hanno già aderito comitati, gruppi e associazioni cittadine è già stata indetta a Venezia per il 27 giugno. Ma quali sono ufficialmente le intenzioni del demanio? Nel suo sito si parla di destinazione residenziale, ricettivo per studenti e o lavoratori, direzionale. Devo dire che si tratta di etichette piuttosto vaste, per esempio quella direzionale implicherebbe un uso non residenziale, vi è anche quella degli studenti, forse uno studentato, però di questo non si è mai parlato con le università e non si capisce neanche esattamente se questo sia veramente una soluzione plausibile allo Stato. In ogni caso io credo che la residenzialità dei cittadini vada sempre avanti rispetto a quella degli studenti. Le incertezze del professore di filologia di Ca' Foscari sono comprensibili in una città
città in cui oramai si sono registrati casi in cui, pur di non ammettere che si stava aprendo un altro albergo, c'è chi è arrivato ad utilizzare formule spericolate come residenze provvisorie per veneziani di passaggio. È evidente che il demanio ha solo la necessità e la volontà di far cassa e questo non fa onore a una istituzione come questa. Quindi è bene che i beni vengano tutelati, ma è bene che il bene fondamentale, che è quello della residenza, venga conservato. È stato attribuito alla leggendaria attrice statunitense Kim Novak, star di film come La donna che visse 2 volte, Picnic e Una strega in paradiso, il Leone d'Oro alla carriera dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia. Sono molto colpita di ricevere il prestigioso premio del Leone d'Oro da un festival cinematografico tanto rispettato. Essere riconosciuta per l'insieme del mio lavoro in questo momento della mia vita è un sogno che si avvera, le parole della 92enne attrice. Siamo in chiusura, vi lascio allora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.